Eccoci qua mister, diciamo un esordio non facile, un risultato altalenante che ha fatto palpitare sugli spalti i tifosi, una partita ricca di gol che si poteva poi alla fine anche forse portare a casa completamente. C'ha più rammarico o più soddisfazione per aver riagguantato 2 volte lo svantaggio? Sotto certi aspetti la mia soddisfazione, al di là del risultato, è aver visto una squadra che ha avuto voglia di reagire, prima di tutto, e in secondo, insomma, cercare fino alla fine il gol della vittoria. Quindi i ragazzi devono stare tranquilli, avere serenità e cercheremo al più presto di uscirne da questa situazione. È stata una partita combattiva, avevate di fronte una squadra che come noi aveva bisogno un disperato di punti, per lei non sarà facile da qui in avanti portare a casa risultati perché la fame ce l'hanno tutti, fra virgolette. Lei si è imposto una tabellina o no? No, l'unica tabella è quello del lavoro settimanale. Nel senso che aspettiamo durante la settimana la partita della domenica e dopo tabelle del calcio non esistono, come non esistono i progetti, queste situazioni qua, per cui lavoreremo sodo come abbiamo lavorato questa settimana, cercando di trasmettere da parte mia e di Massimo Manzola tutte quelle che sono le nostre idee per cercare di raggiungere un obiettivo che Portoguaro Calcio merita. Oggi in campo ha funzionato tutto come lei aveva previsto? Sono stati rispettati sempre fra virgolette gli ordini o qualcosa è mancato? No, mi sembra che tutto sommato il pubblico, al di là che è giusto che voglia la vittoria, però il pubblico deve capire che questa società, io e i giocatori ci stiamo mettendo tutta la volontà, per cui che ci dia un aiuto come ha fatto oggi nei momenti peggiori, anche cercheremo di fare un gruppo unico che ci possa portare a dei risultati importanti per calcio. Sì, mi sento di dire che il pubblico non è che voglia a tutti i costi la vittoria, vuole vedere l'impegno e giocarcela sempre fino alla fine, forse questo qualche volta secondo qualcuno è mancato. Le facciamo gli auguri a lei per il proseguo del campionato che sarà una lotta continua, ma lei è un lottatore. No, io li accetto questi auguri, anche se nel calcio a volte gli auguri è bene, no, però dai, qual è il mio pensiero? Che sono fiero di questi ragazzi per come si sono comportati questa settimana e dell'applicazione che ci hanno messo, per cui assieme cercheremo di dare stasera. Allora, per chiudere, lo possiamo considerare da tutti i punti di vista, anche dal suo personale, un esordio positivo? Ma positivissimo per come è andato. Si sa che ci vorrebbe la vittoria, specie su queste situazioni, però aver portato anche via un punto in 2 situazioni così che siamo andati sotto e averlo recuperato vuol dire che i ragazzi... E non dimentichiamoci che c'è ancora un po' di tempo davanti. Sì. Grazie mister. Niente.